vendemmia 2017 a Nord-Est si terrà sicuramente con una settimana, 10 giorni di anticipo. Questo sta emergendo qui a Legnaro, ad Agripolis, nella sede di Veneto Agricoltura, dove l'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario sta tenendo le sue tradizionali previsioni vendemmiali, la 43esima edizione. Vediamo. Questo è il secondo appuntamento del trittico vitivinicolo che Veneto Agricoltura organizza insieme ad altri. 43esime previsioni vendemmiali che quest'anno però hanno una novità, quella di Facebook e quella di Skype. Sì, questo incontro ha saputo evolversi in tutti questi decenni addirittura, perché stiamo parlando della 43esima edizione. Quest'anno addirittura abbiamo fatto la diretta su Facebook, per cui da tutta Italia e non solo, chi ha voluto ci ha seguito. Ci sono arrivate delle richieste perché non ci siamo collegati anche con la Basilicata e la Sardegna. Ci penseremo. Nel frattempo abbiamo fatto le principali regioni, i collegamenti con le principali regioni viticole italiane, dal Piemonte alla Sicilia. Quindi non solo il Triveneto, non solo il Veneto, Friuli, Trento, Bolzano, ma anche le altre principali regioni viticole italiane. Il tutto in diretta su Facebook questa mattina qui da Legnaro. Un'annata che ci dice che forse la produzione è inferiore, ma la qualità probabilmente no. Allora? Sicuramente è stata un'annata difficile e non è detto che non lo sia anche nelle prossime settimane. È un'annata che ci ha regalato tantissime sorprese da un punto di vista meteorologico. Siamo passati dalla carenza idrica ai danni da gelo, alle temperature di 36-37 gradi dell'ultima settimana, per cui da un punto di vista climatico e il vigneto ma anche il viticoltore ne hanno sofferto. Complessivamente comunque è un'annata anticipata dovuta a un germogliamento anticipato per il caldo dei mesi di marzo. È un'annata con minor produzione per due motivi: uno per le perdite che sono avute in seguito alle gelate del 19-21 di aprile, ma anche per una minor fertilità delle gemme, quindi una riduzione di circa il 10-15% nel caso dei bianchi e di un 10% nel caso dei rossi. Il Veneto quindi dovrà stimare una produzione inferiore di circa 1 milione di quintali, portarsi quindi su circa gli 11,5-12 milioni di quintali complessivi. Però dal momento che l'uva è assolutamente sana, dal momento che i vigneti per un motivo o per l'altro sono un po' meno carichi rispetto al consueto, la produzione e la qualità sarà quasi sicuramente una elevata qualità, e questo lo si conferma anche dai dati che abbiamo raccolto sulle curve di maturazione, quindi soprattutto sulla macro composizione, sul bilancio tra zuccheri, acidità e pH, e in tutti i casi, in tutte quante le diverse aree abbiamo dei valori molto simili a quelli dell'annata 2007, però con migliori equilibri chimici, quindi miglior sanità, minor produzione e in questo momento perfetto equilibrio compositivo dell'uva. Si fa supporre che andremo incontro a una ottima annata, anche se un po' meno generosa in termini quantitativi. È una vetrina importante perché è l'unica che poi, oltre a proporre il Nord-Est, propone anche le altre regioni, la Francia e la Spagna. Perché fate questo? Intanto perché abbiamo un ottimo riscontro da parte di tutti gli operatori, quindi vuol dire che lo sforzo che noi stiamo facendo è uno sforzo che è accettato bene ed è condiviso con gli operatori. Come è stato detto, presentiamo una situazione delle prossime vendemmie nella regione Veneto, ma ci colleghiamo anche con altre regioni italiane, la Lombardia che è una new entry, il Piemonte, l'Emilia, la Toscana, la Puglia e la Sicilia, oltre a fare il punto anche su 2 nazioni europee come la Spagna e la Francia. Quindi diamo una fotografia di quello che in generale è la situazione della vendemmia, che nei prossimi giorni molto vicina a noi partirà. Ecco, Veneto Agricoltura quindi, poi anche con la nuova legge che recentemente è entrata in vigore, guarda all'innovazione e soprattutto alla competitività dell'azienda agricola e vitivinicola veneta. Veneto Agricoltura, la nuova Veneto Agricoltura, la nuova organizzazione di Veneto Agricoltura dovrà lavorare in maniera molto attenta per migliorare la redditività delle imprese venete. Nel caso vitivinicolo si tratterà di valutare tutti quelli che sono i fattori importanti per
per la risorsa vitivinicola veneta che è molto importante, quindi creare anche dei tavoli attorno ai quali deve esserci il mondo della ricerca, deve esserci l'università, le scuole e la voglia di fare sperimentazione, perché i cambiamenti climatici che stiamo vedendo, che abbiamo visto l'anno scorso e che stiamo vedendo anche in questa annata, ci devono far pensare su come dobbiamo prepararci in futuro. Quindi Veneto Agricoltura c'è? Veneto Agricoltura c'è stata, c'è, ma soprattutto ci sarà. È un momento importante, lo facciamo oggi in agosto, quasi a metà agosto, perché è stato un anno molto particolare. Intanto ringrazio Veneto Agricoltura per l'opportunità di questo incontro, che è un incontro che viene fatto ogni anno, ma che comunque dà i dati in primis delle nostre vendemmie. Qui sono presenti tutti i presidenti dei consorzi veneti e tutti gli addetti ai lavori, quindi è un grande momento anche di dimostrazione tecnica del valore del Veneto. Ricordo a tutti che il Veneto è comunque la prima regione d'Italia per produzione di vino, con 13 milioni di quintali, 25.000 produttori e 83.173 ettari di vigneto, e quindi sicuramente si pone tra i primi produttori non solo nazionali ma anche mondiali. Ricordo a tutti che noi esportiamo per un valore di 2 miliardi di euro di vino imbottigliato, e quindi sicuramente, facendo i conti a livello globale, siamo la quarta nazione al mondo come Veneto per export. Quindi quali sono i provvedimenti per aiutare il settore che la Regione Veneto sta mettendo in campo? È chiaro che i mercati ci guardano, essendo noi primi, con un po' di invidia, e quindi abbiamo la concorrenza di paesi come la Spagna, la Francia, i paesi emergenti anche al di là del mare, però noi siamo pronti a sostenere i nostri produttori vitivinicoli con molte azioni anche legate alla promozione. Abbiamo messo in campo proprio recentemente alcune strategie sulla promozione internazionale sui paesi terzi, abbiamo messo a disposizione, grazie anche agli interventi del governo e della regione insieme, circa 13 milioni e mezzo ai nostri produttori e ai nostri consorzi, che andranno a promuovere i nostri ottimi vini. Ci sono state delle preoccupazioni all'inizio dell'annata vegetativa, ma adesso siamo in linea con le previsioni che dovrebbero attestarsi a riconfermare la produzione dell'anno scorso, anche stante l'ingresso in produzione di nuovi vigneti. Ma il disciplinare non è ancora entrato in funzione, non è ancora stato approvato, comunque è stata la prima annata dove i produttori hanno seguito le nostre indicazioni così restrittive. Era logico che si potesse fare viticoltura anche senza usare il glifosate o rinunciando al mancozeb e al folpet, si può fare, i risultati ci sono.